Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima, con veloce Uragano Stecca che cerca di contenere all'esterno Tristan Sartor, i due che si staccano in Numero lotta, 4 Bagar con Tristan squalificato. Sartor che si deve adeguare, è andato in testa dalla seconda fila Uragano Stecca che precede Tristan Sartor. In terza posizione c'è Brufenoil, in quarta c'è già Africa Jet che anticipa le mosse da parte di Amore Stecca. Poi ancora Numero Vasterbo 7, Sky High e la Zola risalita Bad, esterna da parte di Vamos OP, squalificato. 29 addirittura per i primi 400 metri di corsa. Cammina a tutta velocità davanti Uragano Stecca che mantiene margine nei confronti di Tristan Sartori in seconda posizione, poi Brufenoil in terza. Africa Jet sempre avanti ad Amore Stecca, poi gli altri. Continua a gran ritmo in avanti Uragano Stecca quando si completa il primo giro, passato in 58,9, mentre Amore Stecca avanza all'esterno. Africa Jet è andata a prenderne la scia. E così Uragano Stecca continua ad ampliare il proprio margine di vantaggio nei confronti di Tristan Sartor. 1:13,6 il primo chilometro, galoppa Amore Stecca che lascia così Africa Jet sempre in quarta posizione. Ora è lei che dovrà Numero prendere 13, l'iniziativa Amore Stecca, e andare all'esterno. squalificato. Uragano Stecca intanto ha fatto 14,7 anche davanti alle tribune, 1:28,3 i primi 1200 metri di corsa. Continua tutta birra in avanti, Tristan Sartor sempre un po' in difficoltà nelle curve in seconda posizione. Africa Jet che cerca di mettersi in moto a 600 metri dalla conclusione, ha una quindicina di metri da recuperare su Uragano Stecca che ha fatto ancora 15 per la curva di destra. Ora Africa arriva con maggior decisione all'attacco del battistrada che completa il miglio in 1:58,7. Africa Jet va a lato di Uragano Stecca, cerca di passare a metà dell'ultima curva. Uragano che prova a vendere cara la pelle, poi Vamos OP che precede Vincent Trio. La piegata conclusiva passata in 15,7 in evidente difficoltà da parte dei primi due. Africa Jet che passa nei confronti di Uragano Stecca e si viene ad allungare mentre galoppa Vincent Trio. Africa Jet che vince nei confronti di Uragano Stecca, poi Vamos OP al terzo, mentre per il quarto posto finisce ancora Amore Stecca insieme a Vasterbo Sky High. Bisogna vedere se non è stato squalificato dopo la rottura. 1:15 il ragguaglio cronometrico per il successo di Africa Jet. René Legati in sediolo per il training di Alessandro Raspante, i colori della scuderia Indal declassata nel contesto. Trova un Uragano Stecca che gliela fa pesare e corre comunque molto molto bene, ma Africa alla fine fa valere quel po' di classe in più e vince nettamente. Al secondo è ancora un molto valido Uragano Stecca, al terzo posto Vamos OP.